Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, come avete visto anche già dalla sigla siamo in veste salute, buon venerdì a tutti e vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi siamo in compagnia dell'ULSS 3 Serenissima e parliamo di una cosa molto importante che ci riguarda da vicino. È iniziata la bella stagione, l'estate e si decide di andare in vacanza, ma non dobbiamo spegnere il cervello, dobbiamo sempre fare attenzione perché anche una cosa che ci sembra banale può farci trascorrere una vacanza diciamo meno piacevole. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Andrea Tiozzu, direttore dell'unità operativa complessa del pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, sempre dell'ULSS 3 Serenissima, benvenuto. Buongiorno. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Roberto Valle, anche lei direttore dell'unità operativa complessa UTC Cardiologia dell'ospedale di Chioggia, ULSS 3 Serenissima. Buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con noi l'unica donna, perché non è proprio l'unica donna, perché dietro le quinte c'è anche Cristina Doria, l'infermiera che poi ci passerà i manichini, Simonetta Ecca, infermiera dell'ospedale di Chioggia dell'ULSS 3 Serenissima, benvenuta. Salve, anche grazie. A lei, poi ci rassicura una figura femminile quando c'è l'infermiera, no? Perché è sempre un po' la mamma, anche quando sei male, si prenderà cura di me. Parliamo di una cosa importante, come abbiamo sentito è importante trascorrere delle vacanze sicure, perché alle volte noi non ci pensiamo e cosa facciamo? Magari ci beviamo anche solo un caffè e diciamo magari andiamo a farci un bagno, ma anche il caffè per digerirlo ci vogliono 40 minuti, sembra una banalità, magari faccio il bagno, magari posso anche sentirmi male per aver bevuto un caffè. Pensate che l'Italia ha circa 8.000 km di coste, poi ci sono i laghi, ci sono i fiumi, ci sono zone dove tutti decidono magari di fare il bagno e pensate ogni anno in Italia muoiono annegate 400 persone e poi invece persone semi-annegate, cioè che comunque arrivano poi subito alle strutture sanitarie di emergenza sono circa 1 milione più o meno perché ancora non si riesce a fare un conteggio regolare. Pensate, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che cosa ci racconta? Che il 43% degli italiani non sa nuotare e il 50% degli italiani ha paura dell'acqua, tutti esclusi quelli che abitano qui in questo studio oggi perché sono tutti nella zona di Sottomarino o di Chioggia, giusto? Giusto, allora il direttore del pronto soccorso è proprio così ed è per quello che c'è il progetto Vacanze Sicure. Sì, Chioggia ha una popolazione di 49.000 abitanti, che ne fa 66.000 insieme con i comuni di Cavanza e Cona che afferiscono alla nostra ULSS ed d'estate questa popolazione triplica e quadruplica. Per cui da qui l'esigenza di sviluppare un progetto come il progetto Vacanze Sicure, un progetto finanziato dalla Regione Veneto che presenta diverse aree di intervento. Vacanze Sicure per noi significa ogni anno attivare dei punti infermieristici sul litorale, quest'anno ne abbiamo aperto un altro, quindi sono in tutto 4 dislocati lungo il litorale in punti strategici, questo perché d'estate aumenta anche la patologia minore che può essere gestita già da un infermiere, il bambino per esempio che si infilza una scheggia oppure la sebbia negli occhi oppure una piccola medicazione, sono tutte cose che possono trovare una risposta già sulla spiaggia, inoltre sulla spiaggia questi infermieri possono già intervenire in caso di urgenze maggiori. Significa ancora Vacanze Sicure ampliare l'offerta dell'assistenza medica, quindi apriamo 3 ambulatori medici, anch'essi dislocati sul litorale, 2 sul litorale e 1 in vicinanza del pronto soccorso, dove le persone possono trovare una risposta ai problemi minori, questi problemi minori, quelli che noi definiamo i codici bianchi, che andrebbero altrimenti a intasare il pronto soccorso, e così il pronto soccorso è sgravato e può impiegare le risorse per quelle che sono le emergenze maggiori, come per esempio gli annegamenti che lei citava, che purtroppo si verificano ogni anno. Sì, tra l'altro appunto come lei dice si verifica ogni anno, sono 400 unità che muoiono di annegati, cioè persone che muoiono all'anno, quindi praticamente più di una al giorno, perché se i giorni nell'anno sono 365 dovete rendervi conto concentrati per lo più in una stagione. Per questo motivo noi nell'ambito di questo progetto abbiamo sviluppato il potenziamento anche del litorale e messo in sicurezza il litorale. Come potete immaginare, portare il soccorso in spiaggia non è la stessa cosa che portare il soccorso in strada e così stessa cosa in mare. Per questo motivo noi ci siamo dotati di mezzi particolari come i quad, abbiamo 2 quad dislocati in due punti strategici e inoltre mettiamo un punto ambulanza all'Isola Verde proprio per ridurre i tempi, al massimo i tempi di intervento, perché nell'emergenza come sapete è fondamentale. Abbiamo una rete radio che ci permette di comunicare con tutti i bagnini e grazie alla collaborazione dei bagnini, la cui professionalità è estremamente aumentata nel corso degli anni, devo dire che
Chioggia presenta una mortalità per annegamento veramente bassa. Avete il defibrillatore ogni torretta, giusto? Ogni torretta praticamente ha il defibrillatore, inoltre abbiamo mappato tutte le torrette, c'è un sistema di riferimento che ci permette di arrivare rapidamente sul target, rappresentato dalla numerazione delle torrette visibili anche dall'elicottero e da un sistema di indicazioni stradali presenti proprio sulla strada che ci indicano dove è il target per intervenire proprio nella maniera più rapida possibile. Allora, adesso noi stiamo parlando in maniera particolare, abbiamo sentito cosa succede, quale progetto è stato attivato proprio per le vacanze sicure nel caso dell'annegamento, ma poi anche in spiaggia uno mangia un'oliva, un pezzo di wurstel e può soffocarsi. Insomma, ci sono varie situazioni che possono essere tenute, diciamo, sotto controllo grazie appunto a poche manovre utili e anche all'esperienza. Adesso vado da Roberto Valle, che è il direttore della cardiologia. Allora, stiamo ancora parlando in questo caso ad esempio dell'annegamento di una persona che quindi non è annegata e che fa parte di quel milione vastissimo che va incontro ad una serie di problematiche non indifferenti. Qui il tempo è davvero vita. Tra l'altro c'è molta differenza, infatti voi siete preparati perché è acqua di mare, perché se è acqua dolce è una cosa, se è acqua di lago è un'altra, perché uno non ci pensa, ma la tipologia di acqua fa anche la differenza su quello che è il nostro sistema corporeo, del sangue, di scambio dei fluidi. È così, dottore? È certamente così, è sicuramente un problema. È un problema che affrontiamo ogni anno, come diceva il dottor Tiozzo, perché ogni anno si presenta il semi-annegato che afferisce. Spesso questi pazienti possono avere un infarto, possono avere una cosa che si chiama Takotsubo, che è il vecchio crepacuore che è legato allo stress, e questo determina un aumento del carico lavorativo ovviamente per la cardiologia e l'unità coronarica, perché come diceva giustamente il dottor Tiozzo si passa dai nostri 70.000 abitanti che serviamo durante l'inverno a una cifra che può essere quadruplicata, quindi sono 250.000, quindi questo determina un incremento di attività per l'emodinamica, per l'elettrofisiologia, perché ovviamente i turisti sono potenziali pazienti come ciascuno di noi e si ammalano sia che siano a casa loro sia che siano in vacanza, e bisogna fare come stiamo cercando di fare in modo di dare tutto quello che ciascuno di noi necessita quando non sta bene. Allora, senta direttore, quando ci si trova davanti a casi come persone semiannegate poi si stabiliscono dei livelli con i quali il paziente arriva. Quando riuscite poi, diciamo, a rianimare, a rimettere mettiamola così, in sesto il paziente, poi magari ci riuscite a parlare, cosa vi racconta? C'è stata una disattenzione? Nella sua esperienza ne ha, purtroppo bisogna dire, ma cosa vi racconta? Pensava di riuscire a nuotare, non sa nuotare, ha trovato una buca, perché è difficile capirlo, perché se hai paura di nuotare non dovresti entrare in acqua. È una buona domanda, anche perché si vede l'intero spettro delle possibilità. Si vede il paziente, vedo che il dottor Tiozzo annuisce, si vede il paziente che non ricorda assolutamente nulla e quindi sostanzialmente si sveglia in unità coronarica e non ricorda dove era, cos'era, dal paziente che si ricorda perfettamente tutto e sa di aver compiuto una drammatica leggerezza, cioè di aver fatto più di quanto non fosse in grado di fare a tutte le gradazioni intermedie. Le cose che mi hanno colpito di più, se sta parlando della mia esperienza, sono il Takotsubo, cioè un paio di Takotsubo, questo crepacuore, esatto, il vecchio crepacuore, che è sostanzialmente, in parole povere, un equivalente di un infarto legato allo stress e alla liberazione delle catecolamine che colpisce questi pazienti, in genere donne, molto come dire, particolari da vivere anche per il medico oltre che per le pazienti. Comunque disattenzione è non aver ponderato le proprie capacità. È molto frequente. Oppure aver mangiato una bella fetta, come dicono a Roma, di mortazza. Che non aiuta. Ma quando la mamma, tu sei piccolo, tu vuoi andare a fare il bagno, ti sei mangiato il panino contro il panino, ma davvero, ci dica quanto davvero bisogna aspettare? 2 ore e mezza, 3 ore no, deve aspettare? Le 2 orette sono il classico per cui il buon senso consiglia di fare. Dopo se ci attacchi lo snecchino, hai mangiato la patatina, è tutto un continuo gelato. Esatto, anche questa è un'ottima osservazione, il punto è che spesso è un continuo, quindi si fa fatica a trovare una soluzione di continuo nell'assunzione di alimenti. E spesso in spiaggia si vedono eccessi, eccessi alimentari che richiedono
non 2 ore, ma mezza giornata per essere digerite adeguatamente. È un picnic vero e proprio, è meglio giocare a pallone, a calcio, costante, senza andare a infastidire il tuo vicino di ombrellone, perché anche quella è una vacanza sicura in salute, che il vicino non si arrabbia e non ti dia, non so, lo sdraio in testa e poi va dal dottor Tiozio al pronto soccorso. Allora, Simonetta Ecca, lei è infermiera, quindi donna dotata di molta pazienza, prima con i medici, giusto? Sì. Poi con i pazienti. Vero? Giusto. Ma anche con le colleghe, perché bisogna essere molto molto pazienti. Quindi lei rientra nell'ambito del progetto Sicuro, sì. In che modalità? Allora, io faccio parte di un gruppo di istruttori a cui è stato dato appunto l'incarico di fare i corsi in spiaggia, rivolto a tutti i turisti e abitanti del luogo, ok? E sono dei corsi principalmente per la disostruzione da corpo estraneo in età pediatrica e per il massaggio cardiaco nell'adulto. Nell'adulto. E questo diventa molto importante. Allora io adesso, mi dicono dalla regia, noi dobbiamo andare in pubblicità. 049 49 06 054 se avete delle domande, delle curiosità, non so, vi ricordate quella volta che siete stati punti, perché poi non è mica solo il fatto di entrare in acqua, sono le bestioline in acqua, sono le meduse, si succede di tutti i colori. Torniamo dopo la pubblicità e con un manichino intanto vi fa vedere magari una manovra e ce la descrive. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054 se volete intervenire. Durante la pubblicità stavamo parlando anche onestamente di quanto importante è proteggere la pelle con un'adeguata protezione, che non è la 2, la 4, la 6, ma bisogna salire, o si mette la 30 più volte o la 50 un po' meno, o anche la 100, chi la trova, e il cappello. E adesso viene Cristina Doria che è sempre infermiera, passi, siamo in diretta, non si preoccupi, vediamo, eccola. Grazie, che passa questo manichino. Allora, Simonetta Ecca, intanto che età ha più o meno questo bambino al quale andiamo a fare la manovra? Questo bambino potrebbe avere sui 3-4 anni. Ok. E quindi è un bambino che viene trattato con la manovra di Heimlich, quella più conosciuta. Ok? Cosa succede? In caso di ostruzione il nostro bambino come si può... Allora, può alzarsi in piedi, il manichino lo mettiamo perché siamo in diretta, quindi certo. Va bene così? Si può alzare in piedi? Si alza in piedi? Sì. Ecco, dritta, piano. Okay. Ecco, com'è più comoda? No, io vado bene così, dopo mi devo mettere in ginocchio. Allora, un bambino così come si presenta? Innanzitutto è un bambino che non respira. Guarda sempre la telecamera. È un bambino che non respira. Allora dobbiamo, Simonetta Ecca, capire se è ostruito parzialmente o totalmente, sì, prima di questo. Allora, la differenza principalmente sta nella presenza o meno della tosse. Okay. Ecco, nel caso in cui ci sia la tosse, assolutamente non si deve fare nessun tipo di manovra. Okay? Quindi nel momento in cui invece il bambino si presenta ostruito con un'ostruzione completa, come si presenta? Sgrana gli occhi e solitamente si posiziona le mani a livello del collo, proprio in senso di soffocamento. L'intervento è cianotico, come se fosse bluastro. Bluastro, okay. Esatto. Allora l'intervento della persona che è presente in quel momento è fondamentale, perché i minuti sono molto preziosi. Cosa bisogna fare? Innanzitutto ci si mette a livello del bambino, quindi io adesso mi metto in ginocchio, okay? Prendo il bambino, lo tengo dalla parte rigida della... Se lo rivolga sempre, si metta rivolta alla telecamera, okay. Ecco perché così lo vedo, allora, lo tengo a livello proprio della mandibola e darò 5 colpi netti a livello... Forti come... Li do forti? Ok, allora da questa parte. 4, 5, dopodiché lo prendo, me lo aggancio di lato, individuo il punto esatto, ossia alla parte finale dello sterno, ombelico, pugno all'interno. Allora attenzione, perché poi chi a casa, non so se si vede meglio, il pugno non è così, cioè il pollice deve andare all'interno. Ok, e non è la forza con cui do il pugno, ma bensì il movimento rotatorio del pugno, ok, in senso dal basso verso l'alto, la cosiddetta manovra di Heimlich. Ok, aggancio quindi con la mia mano dal basso verso l'alto, devo proprio sollevare quasi il bambino. Okay. In questo modo aumento la pressione del diaframma per far sì che il bambino possa vomitare e nel frattempo vomitare anche il corpo estraneo. Lo faccio 5 volte. 1, 2, 3, 4 e 5. Okay. Dopodiché riprendo con le manovre
fatte prima e di nuovo con altri 5 colpi. Senta, questa manovra, quindi 5 colpi come ti sono belli forti, perché qui siamo in studio, si sente proprio bene, e diciamo i 5 pugni a cucchiaio, quindi che dal basso verso l'alto, sono in grado di disostruire immediatamente? Allora diciamo che il 95% sono quelli efficaci, più efficaci. Da casa la mamma, la nonna, la zia, il papà, tutti si dicono: ho paura di rompere le costole a mio figlio. Assolutamente no. Assolutamente no. Diciamo che una costola, anche se mai dovesse essere rotta, si può sempre riparare, un bambino... Ok, è importante perché poi se rimane, va in anossia, poi ci sono forti complicazioni. Bastano pochi minuti per dopo non avere più la possibilità di recuperare il nostro bambino. Ci dia una tempistica, i primi 5 I primi 5 minuti, quindi è fondamentale intervenire da parte della persona che è testimone, perché purtroppo il pronto soccorso, per quanto veloce e rapido possa essere, in 5 minuti è impossibile. Però col progetto Spiagge Sicure ci sono le persone in spiaggia, arrivano col quad allertati tutti, poi per fortuna in aereo, in spiaggia c'è sempre un medico, si sente sempre chiamare, non c'è un medico, per fortuna c'è anche questo, un medico, un'infermiera, una persona preparata, una persona esperta, o magari che ha visto Antenna 3 e ha detto: ho visto questo, provo a farlo nella disperazione. O magari vieni a Sottomarina, fai il corso in spiaggia, così è... vabbè, e questo è l'invito. Allora, grazie intanto a Simonetta, abbiamo visto quindi questa manovra, attenzione, da fare per il bambino, diciamo di 3-4, dopo l'anno di età. Esatto, l'importante è che il bambino stia in piedi. Che il bambino stia in piedi, quindi sì. Se il bambino a 15 mesi gattona o non cammina... Allora il bambino, anche se gattona, però ha una stazza, è un fisico che impedisce di fare le manovre che invece andiamo a fare sul bambino un po' più piccolo. Che vedremo dopo, esatto. Che questo è importante. Allora, grazie intanto a Simonetta, allora avete memorizzato queste manovre, quindi i 5 colpi sulla schiena e il pugno con il pollice all'interno, non è esterno ma è interno, perché altrimenti se no vi fate male voi, fate male anche il bambino. Sì, c'è dalla regia? No, tutto... allora 049 49 06 054, se volete intervenire siamo a disposizione, se avete delle domande, come avete visto anche una trasmissione pratica oggi che non guasta mai. Senta, dottor Tiozzo, voi del pronto soccorso chiaramente vi attivate subito perché poi dovete mettervi in contatto con l'altro team, cioè sempre un lavoro di team il vostro, giusto? Assolutamente, è un lavoro praticamente di team, come dicevo siamo anche in collegamento con tutti quanti i bagnini e siamo in collegamento anche con i nostri operatori in spiaggia, c'è anche un collegamento di telemedicina nei punti infermieristici, per cui nel caso in cui ci fosse bisogno anche del consulto medico c'è anche questa possibilità di collegarsi direttamente con il medico che darà appunto i consigli del caso. E questo è importante. E senta, poi l'accesso al pronto soccorso nel periodo estivo diventa una specie di processione molto spesso e le cause frequenti anche dei turisti, perché si sarà fatto l'esperienza, accedono per cosa? D'estate aumenta sicuramente la patologia traumatica. È veramente la nostra sfida quella di rispondere alla patologia traumatica che aumenta in maniera esponenziale d'estate. Questo riguarda i bambini ma riguarda anche gli adulti, pensiamo soltanto agli incidenti stradali e proprio per questo motivo c'è un potenziamento di alcuni servizi come il potenziamento della radiologia, dell'ortopedia per rispondere sempre in tempi rapidi a questo tipo di patologia. Senta, poi ovviamente negli ultimi anni abbiamo visto anche tante patologie connesse a delle nuove malattie, la West Nile piuttosto che ad altre, quindi anche le punture di insetto preoccupano molto la popolazione turistica, glielo chiedo perché magari che i bambini... Le punture di insetto preoccupano molto la popolazione, assolutamente le mamme e le nonne, perché a Chioggia e a Sottomarina, all'Isola Verde, abbiamo molte nonne che portano in spiaggia i loro potini. Come dicevo, possono trovare una risposta presso gli ambulatori turistici, la cosa principale, come sapete, è difendersi dalle zanzare, i bambini piccoli soprattutto non si difendono da soli dalle zanzare, quindi usare dei repellenti e evitare praticamente le zone e le ore maggiormente a rischio per l'esposizione a questi insetti. Al momento comunque non c'è un'emergenza, questo dobbiamo dirlo chiaramente, non c'è un'emergenza West Nile, però
siamo in allerta, vigiliamo sulla situazione. E questo è importante, vigilano loro che sono dentro gli ambulatori, dentro l'ospedale, ma poi appunto con questo progetto Spiagge Sicure ci sono tutta una serie di personalità che sono predisposte, quindi i bagnini in primis, poi i punti degli infermieri che abbiamo visto e poi ci sono tante altre iniziative. Allora, dottor Valle, io mi ricollego al fatto che siccome sei in vacanza, è estate, bevi un drink in più, gozzovigli, detto così, te mangi di più e poi uno anche mangia magari male, mangia lo snack, il salato e tutto, e allora bisogna camminare, giusto? Giustissimo. Quest'anno abbiamo pensato di dare un contributo in termini, fra virgolette, educazionali, cioè non solo curare l'emergenza, che è sicuramente la parte più importante, più drammatica al momento, ma di dare anche delle opzioni proprio di risposta a quello che accennava, che vale sicuramente per il periodo estivo, ma vale comunque per tutto l'anno. Cioè, le cattive abitudini che ciascuno di noi pratica correntemente, sia a tavola, sia in poltrona o sul divano, pesano moltissimo sulla nostra salute. Quindi abbiamo pensato di dare due tipi di contributi. Un primo progetto si chiama Cammina Cammina, che non è altro che un'educazione, fra virgolette, al camminare, alla camminata veloce, se possibile. Non è la spiaggia il posto dove fare la camminata veloce, ovviamente, perché si cammina male, ma comunque, come dire, è un inizio di attività. Avremo quindi una fisioterapista, un'infermiera e una laureata in scienze motorie che il mercoledì sera, il mercoledì tardo pomeriggio, spiegheranno in che cosa consiste la camminata veloce, i benefici, come fare e come praticarla. Successivamente chi vorrà seguirà la fisioterapista e la laureata in scienze motorie con l'infermiera e farà una passeggiata dagli stabilimenti balneari dove verranno tenuti questi incontri verso la diga. Quindi almeno 2,5 km andare e tornare? No, un po' meno. Sì. 5.000 passi? L'ideale sono i 3 km al giorno, quello che la Società Europea di Cardiologia suggerisce e che si sa riduce l'ictus in maniera drammatica e le malattie cardiovascolari in maniera drammatica sono 3 km al giorno in camminata veloce. In spiaggia d'estate col caldo non è l'ambito ideale, quindi si va un po' on demand. Certo, stavo parlando della mattina presto, è ideale. Nel momento degli incontri si andrà sostanzialmente, si navigherà a vista fin quando si vorrà. Alla fine, grazie a un sistema di trasmissione degli ECG, si potrà fare anche un ECG, un elettrocardiogramma in diretta per vedere l'incremento della frequenza e quant'altro, e successivamente si tornerà. Un altro incontro che faremo... Però non è che finisce, hai fatto l'ECG, sei promosso e vai al baretto a fare spritz. Esatto. Infatti c'è la seconda puntata. No, la seconda puntata me la dice dopo la telefonata. No, perché hai fatto la fatica, cioè, ho fatto tutto, so bravo, vado a prendere spritz. È legittimato, esatto, si sente legittimato. Che dopo l'oliva è un corpo rotondo, mi si conficca, storia lunga. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo una domanda un po' sciocca, ma devo andare al mare con mio figlio, devo tenerlo, diciamo, quanto devo tenerlo in acqua? Ci sono dei massimali per cui io lo posso tenere in acqua, questo volevo. Grazie perché è una bella domanda. Prego. No, cioè voleva sapere questo. Se ci sono dei limiti, ecco, nel senso, è meglio evitare che stia 5 ore in acqua o cose così, ecco. Vabbè, ecco, adesso io le faccio dare la risposta. Grazie mille per la domanda. 049 49 06 054. Io mi ricordo, il dialetto, vieni su perché ti si immasorisce la pelle, no? Quando la pelle cioè il figlio ti entra di taglia media, ti esce di taglia small, perché è come le prugne secche la pelle. C'è un motivo fisiopatologico ben chiaro: la compressione dall'esterno determina la liberazione di un ormone che produce una grande quantità di urina, fa urinare, quindi c'è proprio uno svuotamento, però questo non è patologico, è fisiologico. Quindi, certo. Però ti chiamava, vieni su perché vedo che, ma quante ore possiamo mettere in salamoia al bambino? Perché chi è che li tira fuori? Esatto, cioè, sicuramente nessuno muore perché sta a lungo in acqua, anche perché sennò
saremmo morti in parecchi. Cappello, crema solare... Esatto, sono le protezioni importanti. 2 orette, poi, dopo mangia, dopo aspetta, dopo 2 orette. Esatto, un'alternanza 4-5 ore. regolare. Io girerei praticamente la domanda di quante ore può stare un adulto, perché la cosa importante, mi raccomando, che i bambini non stiano in acqua da soli. Quindi quante ore può stare in acqua praticamente il genitore? Perché i bambini non li dovete lasciare, da soli. E questo è più delle popolazioni magari straniere, perché dice che magari la popolazione italiana è un po' più attenta? Sì, la popolazione italiana è sicuramente più attenta. Cioè siamo più possessivi, dove vai, cosa fai, a maglietto di lana. E in questo caso è positiva la cosa, perché ripeto, i bambini che abbiamo avuto annegati erano bambini lasciati soli oppure sorvegliati da un fratellino, da un fratello minorenne. Voi capite, queste cose espongono a rischio di annegamento, quindi dipende da quanto riesce a stare così a bagno il genitore. Ecco, vabbè, cioè quindi questa. Allora, noi siamo in suspense, quindi abbiamo dato questa risposta 049 4906 054. Allora, io devo andare in pubblicità, abbiamo camminato, abbiamo fatto le CC, siamo promossi e viene la seconda fase, mangiare bene, e poi dopo vediamo disostruzione nel bambino, nel lattante sotto l'anno di età. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Se avete delle domande, avete delle perplessità, dei dubbi, ci sono i nostri ospiti a disposizione dell'Illustress Serenissima. Allora, dottor Balle, abbiamo sentito l'importanza di camminare perché diminuisce tanti rischi per la salute. Siamo stati bravi, abbiamo fatto i nostri 5.000 passi, per i più arditi 10.000 al giorno, però... Quindi c'è venuta fame. C'è venuta fame. Dico, mi è venuta fame, mi mangio un altro bel panino con la mortazza, con mortadella, no. Non è così in effetti. No. L'altro contributo, l'altra proposta che abbiamo fatto collegialmente è un intervento di educazione alimentare, quindi degli incontri nel tardo pomeriggio nei quali una dietista e un'infermiera spiegheranno rispettivamente il contenuto calorico dei cibi, quindi cosa mangi, come mangi e quanto poi questo impatta sulla salute. Anche in questo caso, come l'attività fisica o per contro l'inattività fisica, una sana alimentazione impatta molto sulla prevenzione cardiovascolare. E in questi incontri ci dovremmo avvalere di uno strumento che consideriamo molto utile, che è un librettino, un piccolo libretto di ricette della cucina Chiogiotta che abbiamo elaborato come unità operativa di cardiologia, che non sono delle prescrizioni alimentari, cioè non ti dice quello che devi mangiare, ti ha analizzato quelli che sono i piatti della cucina tradizionale Chiogiotta, dando uno strumento di lettura, cioè se stai mangiando questo piatto stai introducendo queste cose, quindi in base a quello che... se sto mangiando un bel pasticcio con i fasolari... Esatto. Ecco. Beh, non è il peggiore, ci sono anche le moliche fritte che sono, se vogliamo, peggiori, quindi sai, non è che tu non debba mangiarle, devi mangiarle con grande moderazione, saltuariamente non può essere il tuo piatto preferito. Come le patate... Esatto. Anche perché poi in Italia ci sono quasi 25 milioni di persone in sovrappeso e pensate un italiano quindi su 2, perché più o meno siamo 60 milioni di abitanti, è questo. E poi tantissimi bambini, 2 su 4 in alcune regioni, un rapporto quasi di 1 a 1 in altre, 1 su 3 al nord, dipende poi. Quindi c'è anche questo problema poi dei bambini, che non è una cosa indifferente. No, ma certo, il consumo del sale. Altra cosa che spiegheremo, tutti gli aspetti per i quali ti ammali se non li segui. E sono misure come il camminare, sono misure estremamente banali e gratuite peraltro, non c'è alcuna spesa, quindi è la maniera di prendersi carico della propria salute in un modo che sicuramente ridurrà drasticamente la possibilità di ammalarsi senza pagare nulla. Camminare, fare i 3 km al giorno sono 25 minuti, 20 minuti, quindi una cosa che ciascuno di noi può fare, che deve inserire nella propria routine giornaliera, cioè non deve essere una cosa di più vado, mercoledì vado. Uno può anche, per carità, magari c'è anche chi lavora e vive al mare, può andare a piedi al lavoro. Esatto, bravissimo. Può andare in bicicletta se il percorso è più lungo, deve però metterlo nella propria routine in modo che diventi una cosa naturale e lo faccia quotidianamente. Si guadagnano anni di vita. Si guadagnano anni di vita sicuramente e sofferenza, malattie evitate e quant'altro. E questo è importante, cioè, ve lo dice il cardiologo, cioè, quindi insomma
persona che sa proprio come funziona poi alla fine. 049 49 06 054, se volete porre delle domande noi siamo a disposizione. Torniamo con Simonetta Ecca, che nel frattempo durante la pubblicità da Cristina Doria ha ricevuto un manichino di un bambino, di un lattante, quindi siamo entro i 12 mesi. Al di sotto di un anno, esatto. Eccolo, quindi dai primi giorni di vita fino ad un anno di età. Allora, sicuramente non è un bambino che prende il giocattolo, però sicuramente se c'è un altro bambino in stanza e gli passa o un giochino della Lego o anche soltanto un pezzo di frutta un po' più grosso, una pila, una qualsiasi batteria. cosa, la prima cosa che farà questo bambino è quello di metterselo in bocca, perché in questa fascia d'età il bambino viene a conoscenza del mondo mettendosi tutto quanto in bocca, e qui la situazione diventa critica e diventa grave, importante. È peggio nel lattante che nel bambino? Anche perché è difficile sentire il bambino. Questo bambino non parla, non fa nessun gesto, non fa nessun verso. Il bambino così piccolo si irrigidisce e basta, e diventa paonazzo, come abbiamo detto prima nell'altro bambino. Ripeto, l'intervento della persona testimone è fondamentale, i minuti costano cari, quindi bisogna guadagnare tempo. L'intervento è lo stesso, perché le manovre sono simili a quelle del bambino più grande, ossia i 5 colpi dietro sulla schiena. L'unica cosa sono le manovre, la tecnica che è diversa. Il nostro braccio scivola lungo il corpo del bambino, lo agganciamo sempre nella mandibola, ce lo appoggiamo nella nostra gamba, quindi la gamba diventa il nostro piano d'appoggio e i colpi sono netti, forti e decisi. Senza paura? Senza paura di romperlo. Non si rompe. Fate i 5 colpi dietro tra le due scapole, lo prendiamo, cambiamo gamba. Come lo cambia? Cioè, la mano si appoggia sulla nuca? La mano sulla mandibola, ok? La gamba mi fa da piano d'appoggio, l'altra mano lo prende sulla nuca, cambio il piano d'appoggio, cambio gamba e lo aggancio, lo tengo fisso, lo tengo ben stretto con la gamba sotto l'ascella. Il bambino così piccolo tende a scivolare, ok? Teniamolo saldo, sempre nelle parti ossee, ok? 2 dita perpendicolari al centro del torace e 5 compressioni belle forti. 1, 2, 3, 4 e 5. Lo riprendo e lo riposiziono. Facciamo vedere bene ancora questo minore che... 1, 2, 3, 4, 5, mano sulla nuca, cambio gamba, lo riaggancio e altre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Funziona anche questa? Anche questa è sempre sul 95%. Cioè il bambino riesce a espellere quello che aveva? Riesce a sputare, esatto, perché le nostre manovre a cosa servono? A quello di aumentare la pressione intratoracica per far sì che questo corpo estraneo venga espulso. Quindi diciamo il corpo estraneo è introdotto un po' in maniera accidentale, se il bambino gattona chiaramente gli dipende dall'età, dalla precocità, certo. Se no il fratellino. Quindi voi riscontrate che siano giochini? Giochini, ma anche qualcosa di alimentare. Ecco, è pericoloso dare il pezzo più grosso. Allora, bambini così piccoli non hanno i denti. Di conseguenza bisogna tener conto della fascia d'età, non si può dare il pezzo di alimento più grosso che il bambino debba masticare non avendo il mezzo per poterlo fare. Ecco che il fatto di grattugiare, il fatto di omogenizzare, di tagliare in maniera minuziosa l'alimento da dare al bambino è importante. Questo è importante. Allora, avete visto queste manovre, come sono manovre fondamentali che vanno eseguite immediatamente appena ci si rende conto che il bambino, sia quello diciamo dopo l'anno che quello entro l'anno, presenta questi segnali che quindi sono un colore paonazzo e si capisce che non sta respirando. Il fatto stesso che un bambino piccolo non faccia confusione è un campanello d'allarme. I bambini devono fare confusione, nel momento in cui c'è silenzio questo è un campanello d'allarme per il genitore. O stanno incendiando la casa, hanno trovato l'accendino, cosa che succede e poi tornano sempre al pronto soccorso, perché anche lì le ustioni sono una cosa molto molto seria, perché nel progetto Vacanze Sicure sono inserite anche molte attenzioni, quindi abbiamo visto dalla persona quindi che ha l'annegamento sia la persona che ha l'ostruzione delle prime vie aeree, ma può capitare anche negli adulti. Anche lì l'intervento tempestivo del pronto soccorso di tutte le organizzazioni è fondamentale, perché tutto si gioca in quanti minuti, direttore? Si gioca come diceva prima Ecca, in pochi minuti dall'ostruzione respiratoria, dopo 5-6 minuti il cuore si ferma perché non riceve più ossigeno.
per ricollegarmi a quanto detto prima, la cosa importante è anche la prevenzione, quindi allontanare le piccole cose che possono essere ingerite dal bambino, e per i bambini invece più grandi la solita raccomandazione della nonna: non ridete, non scherzate mentre mangiate, perché ricordatevi che mentre si parla, mentre si scherza, mentre si ride, la via aerea è aperta, per cui se si ha in bocca qualcosa, questo qualche cosa può cadere nella via aerea. Quindi la prevenzione è fondamentale ancora una volta, e poi avere persone preparate sul posto, ed ecco perché la formazione dei nostri turisti, la formazione dei nostri cittadini, perché un sistema di emergenza funziona se il cittadino riesce a portare tempestivamente il primo soccorso. È così importante. Allora, poi non sembra, ma qui ci sono proprio i nostri esperti, professionisti che trasferiscono il loro sapere poi alle persone che sono in spiaggia, anche i bagnini. Voi voglio ricordare un dato importante dell'Istat, il fatto di avere pensato i bagnini in spiaggia che sanno fare la manovra. Pensate, dal 1962 al 2012, secondo i dati Istat, i morti sono stati 29.871, cioè ogni anno in Italia, specialmente poi negli anni 70, morivano tra le 1.300 e 1.500 persone annegate. Siamo arrivati a 400, possiamo scendere, vero direttore? Assolutamente, sempre con la raccomandazione della prevenzione, quello che si diceva prima per quanto riguarda l'annegamento, quindi non andare mai a fare il bagno da soli, evitare praticamente le ore centrali, e soprattutto praticamente non andare a fare il bagno dopo aver mangiato, come si diceva prima, perché in quel caso lì il cuore può subire un rallentamento tale che cala la pressione e quindi la persona perde coscienza. Ora, se questo succede quando siete seduti a tavola, cadete per terra; se succede in acqua invece andate a fondo. Ma la cosa importante è quella, come ripeto, di non andare mai a fare il bagno da soli, perché purtroppo molte delle persone annegate sono annegate proprio perché erano sole ed erano imprudenti. Lei prima diceva che cosa dicono queste persone. Molte persone, dopo essere state salvate da annegamenti, da forme anche gravi di annegamento, per cui queste persone erano vicine alla morte, ancora non avevano consapevolezza di quello che avevano combinato. Pensate un po'. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Prima vi ricordo che gli episodi di soffocamento in Italia sono circa 80.000 riferiti, perché poi ci sono sicuramente milioni di episodi, ma che di quelli che hanno portato poi al pronto soccorso, e tantissimi bambini, vi ricordo, muoiono. Ci sono, come diceva la infermiera Eka, piccole accortezze, cioè sotto l'età non superare i 5 mm per pezzettino, mettiamolo così, e azzardare il centimetro di sminuzzamento più o meno dopo l'anno. E se vi chiedono una caramella fatevela mangiare davanti a voi, perché è morbida magari, e questo è importante. 049 49 06 054, torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054. Adesso siamo con Roberto Valle, direttore della cardiologia. Come si chiama l'ospedale di Chioggia? Madonna della Navicella. Madonna della Navicella, ecco perché è importante poi ricordarci anche dove siamo come posizione. Allora, abbiamo capito che i primi momenti sono molto molto importanti, perché poi il cuore, questo muscolo meraviglioso, va in sofferenza, da lì poi il cervello. Abbiamo sentito i primi 5 minuti, qual è? Perché poi si sentono raccontare tante storie, dottore, di persone che comunque si sono riprese dopo i 15 minuti di anossia, e dopo i 20 minuti, cioè 30 minuti, 40 minuti. Qual è il tempo massimo della rianimazione in cui si capisce come vanno le cose? Allora, è difficile da dire, nel senso bisogna vedere quanto il paziente rimane fermo, cioè senza essere rianimato. Un paziente che venga rianimato in maniera efficace da subito può sopportare una lunga rianimazione. Le rianimazioni, cioè i pazienti che tornano, fra virgolette, dopo arresti lunghi da soli, cioè dopo i 40 minuti, aspetti del genere, sono come dire, storie dei laghetti finlandesi, dove c'è un'ipotermia importante nella nostra acqua con temperature ormai tropicali. È impensabile, è fondamentale l'intervento nei primissimi minuti. Quando abbiamo disegnato con il dottor Tiozzo la spiaggia cardioprotetta con le torrette, abbiamo fatto i conti precisamente del tempo che richiede
raggiungere da una delle torrette da parte del bagnino col defibrillatore il paziente che abbia avuto un evento, assicurando che la cosa avvenga nel giro di 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo, in modo da garantire una rianimazione vera ed efficace. Spesso e volentieri nei pazienti che abbiamo affrontato negli anni precedenti questo è andato molto bene, recuperi anche in questo caso molto diversi. Ricordo un paziente che nei primi giorni, quando si è svegliato, vedeva i marziani quando andavamo a noi, ma che poi è tornato perfettamente all'integrità. Quindi... Cioè, è importante che non ci sia un danneggiamento degli organi vitali, perché poi il cervello quando non riceve ossigeno, insomma, esatto, non dico che rimane in uno stato vegetativo, ma può avere effetti disastrosi, però molto spesso le cose vanno bene, anche tempi lunghissimi. Ho visto pazienti tornare perfettamente normali dopo un anno, ma nell'anno trascorso hanno fatto un anno di passione in cui erano disorientati, vedevano cose tipo i marziani realmente. Ma perché? Perché il danno cerebrale, il cervello è un organo estremamente delicato ed estremamente complesso, ricco di connessioni, quindi una volta che soffra il recupero può essere molto lento. Però basta fare attenzione, hai detto poche cose banali e guarda cosa ti succede. Assolutamente sì, cioè, l'assistenza deve essere immediata, come si diceva poco fa, da parte degli astanti, da parte dei testimoni. La rianimazione adesso è molto diffusa da parte dei laici, per fortuna. Chiunque ha l'obbligo di intervenire, anche in questo caso col dottor Tiozzo abbiamo visto pazienti rianimati da passanti e rianimati in maniera efficace, buona, quindi è assolutamente e efficace. Poi però passano ovviamente da voi perché sono forme di preannegamento che magari comunque vanno controllate, perché non tutti sanno, ma devi anche in casi un po' così di preannegamento prenderti anche magari l'antibiotico per 3-4 giorni. Non sembra una banalità, però ci sono tutta una serie di terapie che vanno seguite perché hai ingerito acqua di mare, cambia parecchio anche sul tuo sistema emodinamico, mettiamola così. Ma di quello siamo confidenti, nel senso ce ne occupiamo noi, quando arrivano sono tutte cose che riusciamo a fare in maniera efficace. È fondamentale il ruolo di chi ci porta il paziente, perché è presente nel momento in cui avviene la disgrazia e è un intervento che consente di salvare la vita a quella persona. Pensate che comunque in Italia sono 150 anni che c'è il soccorso in acqua e che noi diciamo salvataggio, si dice salvamento, e dobbiamo ringraziare il fondatore che è Edoardo Maragliano. Ma volevo anche ricordare una cosa, pensate, uno non ci pensa mai ai costi per l'annegamento costiero, pensate negli Stati Uniti è di 273 milioni di dollari ogni anno tra costi diretti e indiretti, in Australia di 85,5 milioni di dollari, in Canada 173 milioni di dollari, anche, quindi è un costo sociale non indifferente. A un certo punto cosa succede? Abbiamo mangiato troppo, abbiamo mangiato la mortazza, non siamo stati attenti alle nostre vene che si sono riempite, facciamo così di calcare negativo, ci sentiamo male, ci portiamo la mano al petto e lì deve esserci qualcuno che ha visto Antenne 3 o è stato ai corsi a Sottomarina, il progetto Spiagge Sicure, e deve fare il massaggio cardiaco. Per terra c'è un mezzo busto. Un mezzo busto, il manichino. Allora, nei corsi per quanto riguarda l'adulto... Questa cosa venga un po' più avanti, siamo in diretta. Venga verso di qua, che così la vediamo. Ecco, vediamo se la vediamo meglio. Allora, nei corsi che facciamo in spiaggia rivolti per il massaggio cardiaco e quindi al soccorso nei confronti dell'adulto vengono fatti appunto il discorso del riconoscimento dell'arresto cardiocircolatorio nella persona, nell'adulto, l'allertamento del 118 e l'inizio immediato della rianimazione cardiopolmonare. E nei posti e nelle persone in cui sono state formate anche l'utilizzo del defibrillatore. Okay? Se volete, faccio vedere la sequenza. Ma è vero che aiuta molto anche una persona che magari ha fatto il corso, il fatto di allertare subito il 118, di mettere in viva voce in modo che anche l'operatore dia un po' più di certezze a chi... Assolutamente sì. Allora, anche perché anche nei corsi diciamo appunto che il fatto di chiamare il 118 che viene attivato tramite la centrale operativa di riferimento della zona, non è che il 118 ti abbandona.
ecco che il 118 ti segue fino all'arrivo anche del soccorso avanzato, il che vuol dire lo lasciamo in viva voce. Se abbiamo fatto un corso in precedenza, non ci ricordiamo esattamente quello che dovevamo fare, ecco che l'operatore del 118 ci ricorda passo per passo quello che dobbiamo fare. Allora, vediamolo. Allora, innanzitutto l'ambiente deve essere sicuro dove andiamo ad operare, quindi dove andiamo a fare le nostre valutazioni. Si chiama il paziente: signore, mi sente? Il signore non mi sente, ok? Controllo un attimo il cavo orale, mi abbasso e tramite questa manovra, ascoltando se ci sono respiri, guardando il torace, conto per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allerto subito che la persona è in stato di coscienza, di farmi portare subito un defibrillatore e inizio subito il massaggio cardiaco. Come mettiamo le mani? Allora, sono due mani, le mani sono incrociate, così. La mano sopra solleva le dita. Andiamo ad operare solo il palmo, quindi il calcagno della nostra mano, in posizione le braccia sono perpendicolari al torace del paziente, centro del torace, e andiamo a comprimere, ok? Abbassiamo il torace di 6 cm nell'adulto. Cioè diciamo un'altezza... sono 3 dita. 3 dita. Ok? In questa maniera qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E andiamo avanti. Ma finché non arrivano i soccorsi? Sì. E questo è qualcosa che salva la vita. Io ricordo... Quante persone arrivano che c'è la persona che arriva finché non... Cioè, Oggi fortunatamente, come diceva il dottor Valle, ecco, spesso troviamo persone che vengono già rianimate sul posto. Ecco, è un triste ricordo quello di una signora 20 anni fa annegata. Noi siamo riusciti a far ripartire il cuore, i polmoni di questa persona, ma poi questa persona è rimasta un vegetale per un mese finché è morto, perché nessuno lì presente aveva fatto praticamente quello che avete visto. Molti dei costi che lei prima ha citato sono costi legati proprio al fatto che le persone, se non vengono soccorse subito dalle persone lì presenti, dagli astanti, poi hanno un danno cerebrale tale perché restano in coma per tempi anche molto lunghi, e da lì i costi, perché se una persona viene praticamente rianimata in maniera efficace subito, le probabilità di salvarlo sono elevate. Senti, secondo me io devo chiudere. Faccia un appello a chi è a casa, perché non li vuole vedere al pronto soccorso, cioè vuole che non venga nessuno, non perché non vuole lavorare, ma perché vuole bene alla gente. I ragazzini, se vanno in bicicletta o con lo scooter, casco. Assolutamente, praticamente il casco. Se portate i bambini piccoli sul seggiolino, attenzione ai piedini, perché spesso e volentieri arrivano bambini con i piedini feriti perché sono andati a finire in mezzo ai raggi della bicicletta, quindi usare seggiolini che hanno anche la protezione per gli arti inferiori. Attenzione appunto ad esporre i bambini, come si diceva prima, anche al sole nelle ore più calde, perché abbiamo d'estate purtroppo molti svenimenti dovuti proprio al caldo, all'eccessiva sudorazione, all'abbassamento della pressione, quando non abbiamo addirittura la forma più grave, che è il colpo di calore, che può essere fatale per la persona. Sì, anche per il bambino, per l'anziano, lo sappiamo. Invece io dovevo chiudere, però Roberto Valle, anche lei ci dà un consiglio. È un consiglio sintetico, brevissimo. Cercate di evitare di andare in pronto soccorso del dottor Tiozzo e usate il progetto Vacanze Sicure per imparare a camminare come si deve e a mangiare come si deve. E a mangiare bene, e questo è importante. E allora Simone Tecca ci legga quando sono i corsi, che così poi abbiamo ben 10 date per quest'estate. Cominceremo il 27 giugno con un corso rivolto al massaggio cardiaco. Ci sono i vari stabilimenti. Allora, quindi iniziate il 27 giugno e poi finite il 22 di agosto. Il 22 di agosto. Siamo nella spiaggia di? Sottomarina. Beh, allora, speriamo davvero di essere stati utili con questa trasmissione, visto che poi c'è la bella stagione, avete visto, provate, se non c'è nessuno attorno a voi, perché comunque qualcosa avete visto e magari abbiamo trasmesso. E seguiteci sui social. Che questo è importante. Allora, io davvero ringrazio molto Andrea Tiozzo, direttore dell'unità operativa complessa del pronto soccorso di Chioggia, ringrazio il dottor Roberto Valle, direttore dell'unità operativa complessa UTC cardiologia, sempre dell'ospedale di Chioggia, Ustra Serenissima, e ringrazio davvero molto Simonetta Ecca, infermiera dell'ospedale di Chioggia, dell'Ustra Serenissima, che ci ha fatto vedere anche in presa diretta come insomma salvare una vita. Noi torniamo domani, arrivederci.